Grazie Presidente. Sì, come è stato detto, oggi siamo a discutere qui non un progetto di legge ma una mozione presentata dalla maggioranza perché appunto i progetti di legge che sono stati presentati da maggioranza e opposizione sono stati superati dal cosiddetto decreto Lorenzin, che appunto, mi ha anticipato il collega, ha tolto le castagne dal fuoco a questa maggioranza. Io voglio ricordarlo anche perché questa maggioranza aveva votato in commissione in maniera contraria al progetto di legge Ciriani, a differenza dei provvedimenti simili approvati in altre regioni, come ad esempio in Emilia-Romagna. Per cui sicuramente a togliere le castagne dal fuoco ha superato i progetti di legge in teoria, diciamo, perché in realtà a distanza di circa 12 giorni dall'annunciato decreto non c'è ancora traccia del testo del decreto Lorenzin, che potremmo chiamare un decreto fantasma, che però ci sono continue informazioni sulla stampa che allertano e mettono in ansia, in confusione sia i cittadini che gli addetti ai lavori, anche solo sulla inapplicabilità per i tempi ipotizzati. Sul decreto Lorenzin noi come Movimento 5 Stelle non ci siamo ancora espressi in maniera compiuta perché aspettiamo di leggere il decreto nella sua interezza. Vorrei ribadire però la posizione del Movimento 5 Stelle che è a favore delle vaccinazioni e che vuole che nel Paese ci sia il massimo della copertura vaccinale, giusto per non fraintendimenti, e anzi speriamo che finiscano le strumentalizzazioni su un tema serio e delicato come quello dei vaccini e della salute degli italiani. Per cui adesso però una cosa diversa è mettere 4 vaccini obbligatori da metterne 12 vaccini. Tra l'altro noi saremmo anche d'accordo a introdurre misure di obbligatorietà per vaccini che proteggano da malattie alle quali esiste una reale emergenza, quindi mettere una specie di clausola di salvaguardia, come si discuteva anche in Commissione. Diverso è passare da 4 a 12 e con pesanti sanzioni che andranno a agevolare naturalmente chi potrà permettersi di pagare queste sanzioni e gli altri saranno costretti invece di fare scelte anche contro la propria volontà. Per cui come movimento noi siamo per uno sviluppo della politica della raccomandazione, una politica che sia anche capillare, è stato detto prima, proprio per confrontarci e per cercare di uniformarci anche quella che è una politica europea dei vaccini. Sappiamo che non c'è ancora un calendario vaccinale europeo e bisognerebbe armonizzare quelle che sono le diverse strategie vaccinali, quindi non disconoscendo per questo l'importanza dei vaccini e l'effetto che le vaccinazioni hanno avuto negli anni nel debellare importanti malattie, ma proprio perché, come è già stato detto, vediamo che a livello europeo 15 paesi non hanno nemmeno un obbligo e nonostante questo hanno risultati di copertura soddisfacenti. Questo dovrebbe portare a fare una discussione seria e responsabile su questo tema. Tra l'altro, esperti di politica vaccinali affermano che il metodo migliore per avere alte coperture vaccinali non è la promozione di misure punitive verso chi non vaccina i propri figli, ma il coinvolgimento attivo di medici e una comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori. Quindi un approccio basato sulla raccomandazione, che sicuramente culturalmente e anche economicamente può essere impegnativo, ma che porta sicuramente dei vantaggi perché potenzia e sviluppa un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della propria salute e perché non è percepito come paternalistico, se non addirittura punitivo. E non si va quindi a alimentare teorie complottiste, no? Attraverso la raccomandazione. Per cui come movimento lo ribadiamo, sì alle vaccinazioni, sì a uno Stato autorevole che raccomanda le vaccinazioni, no a uno Stato autoritario che ci obbliga. Proprio per questo siamo favorevoli a questa mozione che ha nei suoi obiettivi quello di ricercare un'adesione informata e consapevole alla vaccinazione. Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti alla mozione
che vado brevemente ad illustrare. Inizio in realtà dall'emendamento numero 3. Magari gli emendamenti li vediamo dopo, facciamo prima il dibattito.